è una battaglia che io considero etica, nel senso che l'esplosione del fenomeno voucher, i numeri sono chiari a tutti, è tale per cui secondo me l'elusione di una norma che era nata per un altro fine c'è, e quindi noi vogliamo provare a capire se riusciamo a fare qualcosa per consigliare in qualche modo le aziende a non ricorrere ai voucher in maniera così tanto elusiva, ma riportarla nell'alveo di una prestazione accessoria, come dice la legge, occasionale, come deve essere. Quindi Vertenze, ma anche pubblicità ai lavoratori che si rivolgano a noi per verificare, quando vengono assunti con questa tipologia di retribuzione, per verificare che sia effettivamente lavoro accessorio e non lavoro continuativo, sul quale ci riserviamo di ragionare. Non possiamo mettere il lavoratore di fronte al fatto di dire ma è colpa tua se accetti o se rinunci. Dobbiamo intervenire a posteriori quando è successo, ma soprattutto far capire alle imprese che quando applicano il voucher in maniera elusiva, non dico evasiva, ma elusiva, rischiano, perché la CGIL è dall'altra parte e faremo il possibile per impedirlo. La replica è, ma in fondo la paga netta dei lavoratori è identica o comunque di poco inferiore al classico lavoratore subordinato di pari livello. La paga netta sì, poi manca la 13ª, la 14ª, le ferie, i diritti e soprattutto manca la contribuzione pensionistica. Se uno lavora una vita a voucher non andrà in pensione perché non viene versata la contribuzione pensionistica. Non è ammesso, secondo noi, che il risparmio avvenga sulla pelle dei lavoratori oggi, ma anche del loro futuro quando saranno più vecchi. Tasinato, appunto, la CGIL c'è, siete disposti ad andare fino in fondo su questa vicenda, anche se, malaugurata ipotesi, estrema ratio, si dovesse arrivare alla chiusura di alcune aziende che utilizzano questo metodo improprio. Certo, nel senso che se il voucher è usato anche come copertura di lavoro non regolarizzato, l'azienda si deve rendere conto che rischia la maxi sanzione con sanzioni molto alte che arrivano ai 20, 30, 40 mila euro, e quindi se è una piccola azienda rischia la chiusura, però se ne prendono la responsabilità. Colpirne uno per educarne 100. Può essere, nel senso che di solito lo dicevano i lavoratori una volta, proviamo a dirlo noi alle imprese ogni tanto.